È Giuseppe Russo, di anni 57, residente a Porto Empedocle, l'uomo che ieri, nonostante il mare agitato e le forti correnti, ha deciso di entrare in acqua a San Leone, nel mare antistante il Lido Acquaselsa, e che si è tramutata poi in una tragedia. L'accaduto è ancora poco chiaro, in quanto alcuni cittadini del luogo lo avrebbero visto entrare in acqua vestito per poi non rivederlo più. La notizia è stata diramata ieri verso le ore 12, quando alcuni abitanti del posto lo hanno visto in difficoltà. È stato travolto dalle onde e dal forte vento che non gli permetteva quella stabilità dovuta. Dei cittadini, vedendolo galleggiare, hanno subito diramato l'allarme alle forze dell'ordine, al 112. I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma si è verificato che non respirava più. Diversi sono stati i tentativi di rianimazione del personale medico del 118, arrivati in spiaggia insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto immediatamente a recuperare il cadavere. Anche la Capitaneria di Porto, presente con la sua motovedetta, con il suo personale, è prontamente intervenuto, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno iniziato le indagini per capire cosa veramente fosse successo, chiedendo ai presenti di raccontare quanto avessero visto. Nel frattempo è arrivato anche il medico legale che ha fatto l'ispezione cadaverica, dichiarando la morte per annegamento. Il magistrato di turno, avvisato dalle forze dell'ordine, ha disposto la rimozione della salma. Non si è capito ancora se il suo gesto sia stato volontario o no. La comunità empedoclina è stata profondamente colpita da quanto accaduto ieri. Era ben conosciuto in paese il Russo. La notizia ha provocato grande commozione. Su quanto accaduto è intervenuto il Codacons di Agrigento, che ha affermato come il comune non ha ancora attivato il servizio di sorveglianza e salvataggio delle spiagge libere. Di Rosa, responsabile del Codacons provinciale, ha evidenziato che la mancanza di questo servizio essenziale per la sicurezza pubblica rappresenta una grave negligenza da parte delle autorità locali. La legge regionale, afferma il Codacons, prevede il servizio per tutti i giorni, dalle 9 alle 19, tra i 60 e i 120 giorni, da fare dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, ma il comune di Agrigento, afferma il Codacons, non ha mai rispettato pienamente tale normativa, facendolo solo per brevi periodi, non più di un mese, spesso a fine stagione. Di Rosa auspica un pronto intervento della magistratura e che vengano presi provvedimenti per evitare che in futuro possano ripetersi fatti del genere.